L'Istituto Studi e Ricerche Calogero Marrone organizza la settimana della memoria, sabato una manifestazione finale presso il Cineteatro a Favara, un'iniziativa che lei ha fortemente voluto anche quando era primo cittadino di Favara. Questa iniziativa è organizzata anche assieme all'ANBI, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e ha lo scopo soprattutto di ricordare alle nuove generazioni che cosa è stata la Shoah, che cosa è stato l'Olocausto, che cosa è stata la guerra di liberazione, perché è giusto che questa pagina importante della storia del nostro paese, che ci ha dato la libertà e la democrazia, venga conosciuta un po' da tutti. E proprio perché riteniamo che il pubblico più adatto per questo tipo di iniziativa sono le scuole, sono gli alunni, sono gli studenti, perché di fatto noi abbracciamo i ragazzi che vanno alla scuola primaria fino ad arrivare alla scuola secondaria di secondo grado. Abbiamo già svolto 3 iniziative con oggi, ne restano altre 3, altre 2 per quanto riguarda i singoli istituti e poi alla fine quella conclusiva appunto di sabato 27. Abbiamo assistito in questi giorni a una serie di iniziative, di performance da parte degli alunni e degli studenti delle scuole davvero straordinaria. Amore, passione, interesse, approfondimento, ricerca, grazie anche ovviamente all'aiuto dei docenti delle scuole di Favara, anche con un impegno da parte di genitori degli alunni che hanno aiutato a casa i propri figli a fare, diciamo, le ricerche. Proprio non a caso stamattina ad uno di questi incontri, quello con l'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini, c'era anche una delegazione di genitori. Ora stiamo arrivando, diciamo, quasi alla fine di questa iniziativa. Sabato chiudiamo al Teatro San Francesco, dove i ragazzi ancora una volta saranno i veri e gli assoluti protagonisti.